Benvenuti amici telespettatori a questa nuova puntata della Graziano Tomarchio Production. Un saluto vi giunga dalla sottoscritta Dominga Pizzi. Ci troviamo a sabato 18 maggio e con le nostre telecamere siamo presenti a Noto alla 40ª edizione dell'Infiorata di Noto. Quest'anno è un'edizione speciale, particolare, perché la tematica è rappresentata proprio dai siciliani, dalla Sicilia, dalla sicilianità, e il titolo è Venica ti canto. Infatti proprio ieri, venerdì 17 maggio, c'è stata l'inaugurazione con il taglio del nastro e con la realizzazione, con l'inizio della realizzazione dei bozzetti e con i tappeti floreali realizzati proprio sul sagrato della chiesa del San Salvatore. Dall'intervista rilasciata dal sindaco Corrado Bonfanti, trattando questa tematica che tocca molto la Sicilia, la sicilianità, abbiamo per l'appunto il titolo e il manifesto è rappresentato dalla Statua della Libertà, simbolo dell'America, quindi di questi siciliani che si sono trasferiti per cercare fortuna, quindi portano un bagaglio di sofferenze e anche di successi, e poi associata al simbolo dei leoni che è del Palazzo Nicolaci. Entrambi sono uniti con i petali tricolore. Bene, noi saremo presenti oggi sabato 18 e domenica 19, dove ci sarà poi il corteo barocco con tutti gli sbandieratori e musicisti, e ci sarà anche il vincitore di questi 16 bozzetti che sarà naturalmente decretato da una giuria di esperti, quindi seguiteci. Alle nostre spalle abbiamo il Palazzo Ducezio. Io qui mi trovo insieme ad un'associazione rappresentata dal presidente, il signor Mario Giuga. Sono il presidente dell'associazione culturale Le Maschere di Mario, gruppo storico Le Maschere di Mario del Settecento veneziano. È un'associazione che rievoca il Settecento e il Rococò, il periodo Rococò. Nei bei palazzi di Venezia durante il carnevale si ballava, la nobiltà, non c'era una discoteca, c'erano i quartetti, e allora si ballava con queste danze storiche del periodo Rococò 1730 in poi. E in più il nostro gruppo partecipa da 10 anni al Carnevale di Venezia. Noi siamo venuti qua come gemellaggio con l'Infiorata di Noto, siamo stati invitati gentilmente dal Comune di Noto e dal responsabile del gruppo del corteo barocco, il dottor Corrado Di Lorenzo, e siamo venuti qua a festeggiare insieme a loro l'Infiorata di Noto, questa bellissima 40ª edizione, visto che quest'anno il tema è importante. E io in effetti sarei anche un netino quasi da parte di mio padre. Mio padre è nato a Noto, io sono nato a Siracusa, comunque mi considero un netino anch'io, e poi sono andato a Venezia, ho sposato una veneziana ed eccomi qua in vesti ufficiali che rappresenteremo appunto il Carnevale di Venezia in questi giorni qua. Ma questi vestiti rappresentano delle maschere, lei in particolar modo vedo che ha anche un... Sì, allora questo è un rapporto culturale, questi sono degli abiti fatti a mano rigorosamente periodo rococò veneziano, con cartamodelli storici, per cui sono tutti quanti controllati nei minimi particolari, perché essendo un gruppo storico noi non possiamo non mettere degli abiti consoni al periodo che rappresentiamo. Tutto qua. Andiamo a conoscere anche questa splendida signora. Sì, io sono Moro Claudia, faccio parte di questo gruppo da 10 anni e rappresento Cicisbeo. È una maschera veneziana, praticamente l'accompagnatore delle signore quando il marito non c'era, e quindi rappresento questo. Ecco. Bene, facciamo anche un giro, vediamo l'altra signora cosa rappresenta. La principessa, sono Graziella Albanese, la principessa. Una splendida principessa. Certo. Continuiamo, il signor Giuseppe Montagnier, sono un duca di Venezia e siamo venuti qua a Noto per festeggiare insieme i notesi questa bella festa dell'Infiorata. Bene, vedo un'altra signora. Io sono la dama Laura, veneziana, e sono venuta a farmi festeggiare dai notini. Bene, bene, complimenti per tutti gli abiti. E l'altra signora?
Io sono Fiorella, sono la moglie del responsabile del gruppo. La veneziana? Io sono veneziana, sì, e lei chiedeva prima di questi cammei. Cammei, sì, Questi bene. cammei qui ce li ha dipinti un altro partecipante del nostro gruppo, che è un pittore, che vorrei anche salutare. Ciao Pieraldo, Ciao Pieraldo. che non hanno potuto venire. E lui ha la mia immagine, io ho l'immagine di mio marito qui. Bene. Sono fatti a mano, dipinti in olio, come si usava nel Settecento, è quasi un affresco quasi. Tutto lì. Comunque originale. Noi mettiamo tutto materiale originale, addirittura anche oro e pietre preziose, quando capita. Bene, buon lavoro. Grazie, auguri a tutti. Saluto tutti e devo dire una cosa, devo ringraziare ovviamente il sindaco di Noto, la giunta comunale, tutto il comune di Noto e ovviamente soprattutto il presidente dell'associazione Corteo Barocco, il dottor Corrado Di Lorenzo, che ci ha dato l'opportunità di venire qua a Noto. Lo ringraziamo di cuore da parte di tutto il gruppo. Ciao a tutti e buon divertimento. Bene amici telespettatori, noi ci troviamo proprio nel cuore pulsante di Noto, sulla via Corrado Nicolaci, dove sono stati realizzati 16 bozzetti floreali da parte dei maestri. Come potete notare c'è pieno di gente e ci troviamo proprio oggi a sabato 18, quindi ancora c'è domenica. Sono tanti le persone accorse a vedere questa meravigliosa infiorata che è giunta ormai, come abbiamo detto, alla 40ª edizione dal titolo Venicat Unto. Bene, noi poi andremo a intervistare proprio i protagonisti, i maestri che hanno realizzato e che da giovedì sono presenti qua a Noto. Mi trovo con il sindaco di Noto, il dottor Corrado Bonfanti. Bene, siamo giunti a questa 40ª edizione dell'Infiorata di Noto, una tematica importante quest'anno. È un compleanno molto significativo, 40 anni di una manifestazione così importante a partire dal 1980 sicuramente è per noi motivo di grande orgoglio, di grande soddisfazione. Ed è anche importante perché quest'anno siamo partiti con una nuova edizione legata sicuramente non tanto al format che negli ultimi 8 anni è stato consolidato, ma una nuova edizione che abbraccia un tema molto caro che seguiremo anche nelle prossime ed è quello dei siciliani nel mondo. Abbiamo creduto opportuno in questo momento particolare di fare una grande riflessione su quella storia e su quelle storie che hanno caratterizzato la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. Tanti nostri conterranei siciliani, visto che voi siete una emittente calabrese, quindi penso anche molti calabresi sotto questo punto di vista, molti meridionali, ma in questo caso noi celebriamo i nostri regionali siciliani, molti di questi sono partiti a cercare avventure in America. Cercare fortuna. A cercare a dare dignità al proprio modo d'essere, alla propria famiglia attraverso la ricerca di un lavoro, di un reddito, insomma erano tempi duri e devo dire che dopo i primi anni in cui sono stati visti male, dove si cercava di rimandarli indietro, dove insomma erano visti come la peste e poi sono stati molto apprezzati. Oggi in America siamo apprezzatissimi come italiani e come evidentemente siciliani e molti siciliani e molti italiani hanno fatto grande l'America, questa è la cosa importante, hanno raggiunto anche risultati in un paese molto meritocratico, importante perché evidentemente erano nelle condizioni di poter esprimere il loro potenziale, per cui siamo molto contenti. L'Infiorata è una manifestazione che tutti conoscono come essere quella via Nicolaci, che è la nostra strada barocca più importante, con la realizzazione di 16 bozzetti di fiori che hanno come tema la nostra rievocazione ai siciliani nel mondo. Ci sono state occasioni, ecco anche a Taurianova, in cui noi abbiamo potuto esprimere attraverso la nostra arte una sorta di collaborazione con questa città calabrese. So che a giugno ci sarà anche là una manifestazione legata all'arte dell'infiorare, per cui questa festa è una festa che è inclusiva, ingloba
crea relazioni, crea rapporti, racconta storie, insomma devo dire la verità che sta rappresentando di anno in anno sempre la ricerca più raffinata di quel modo d'essere che è la cultura dei meridionali, cioè braccia aperte, allargate, inclusivi, con la voglia di conoscere, con la voglia di sapere e di apprezzare la bellezza in tutte le sue forme, l'arte dell'infiorare, la musica, il canto, la poesia, presentazione di libri, bellissimo. Bene, anche il manifesto quest'anno è rappresentato da due simboli importanti, la statua della libertà e il leone, diciamo, che è il simbolo dell'infiorata, perché sotto quei balconi barocchi che riproducono questo animale è evidentemente una vicinanza. Il leone, dal leone partono dei petali e questi petali avvolgono la corona della Statua della Libertà. È una sorta di network, definiamolo in questo modo, che dà il senso di una inclusione massima e di una volontà di essere sempre più città aperta e di essere sempre più città europea in questo caso e internazionale nel caso delle manifestazioni precedenti e di questa dedicata all'America. Bene, in conclusione vogliamo ricordare ai nostri telespettatori il titolo proprio in siciliano che è venuto... Questo è importante, perché quando abbiamo preparato l'infiorata noi eravamo convinti di una cosa e poi ne abbiamo avuto la certezza, perché evidentemente siamo stati in America con le ambasciate e i consolati a preparare la manifestazione e noi avevamo una certezza massima che tutti i sicoli americani sicuramente conoscono l'americano, l'inglese americano, e non conoscono bene l'italiano, ma conoscono benissimo il siciliano, per cui abbiamo voluto mettere un sottotitolo che è una sorta di quasi filastrocca, ma che dà il senso vero della manifestazione, che è Vieni Caticunto. Vieni Caticunto e vieni, avvicinati che ti voglio raccontare una storia, e queste sono le storie che stiamo raccontando. Bene, vi auguriamo buon lavoro. Grazie anche a voi.